Ha chiesto di intervenire Maria Rosaria Randaccio dei movimenti dei commercianti e artigiani liberi e per la zona franca. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono qui, come è stato detto, in rappresentanza dei vari movimenti che lottano per ottenere la zona franca. È un diritto che ci è stato riconosciuto dallo Stato italiano in una legge costituzionale esattamente nel 1948, quindi stiamo parlando di più di 60 anni fa. Questo diritto ci è stato confermato nel 1957 con il Trattato di Roma, col quale è stata istituita la Comunità Economica Europea, l'attuale c'è. Allora, la Comunità Economica Europea ha riconosciuto tutti i diritti sorti precedentemente a questo Trattato di Roma, quindi questo diritto ci è stato confermato dall'Europa nascente, ci è stato confermato successivamente 20 anni dopo, 30 anni dopo, nel 1998, col decreto legislativo 75 del 98, emanato in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Sardo, legge costituzionale numero 3 del 48. Ebbene, sono passati tanti anni, questo diritto noi lo stiamo perdendo. Lo perdiamo esattamente il 24 giugno 2013, perché quel codice doganale comunitario che ci aveva autorizzato già nel 98 a decollare come zona franca verrà soppresso da un nuovo codice doganale che entrerà in vigore proprio in quella data che vi ho detto, e noi sardi perderemo per sempre il nostro diritto. E in questa assemblea mi permetto di dire che quello che ci stanno togliendo non è soltanto il diritto alla zona franca, ma il diritto anche alla nostra indipendenza, perché se andate a leggere esattamente che cosa dicono i codici doganali del mondo e i codici doganali comunitari e il testo unico doganale italiano, ci dicono che le zone franche sono zone extradoganali e pertanto oltre il confine della dogana dello Stato al quale appartengono. Avete capito? Mi sono spiegata. Extradoganali vuol dire extraterritoriali, cioè noi, se avessimo applicato lo statuto sardo per intero, avremmo già avuto la zona franca, e avendo la zona franca avremmo avuto la nostra indipendenza territoriale, e avremmo avuto anche, se avessimo applicato il nostro statuto, quello che Progress sta portando avanti, l'indipendenza, cioè l'indipendenza dei tributi dall'Italia, perché sempre lo Statuto Sardo, emanato con legge costituzionale numero 3 del 48, all'articolo 8 e 9 prevede che la regione Sardegna, regione a statuto speciale, deve riscuotere i suoi tributi, che sono i 9/10 di tutte le entrate fiscali, e allo Stato italiano deve mandarne soltanto 1/10 o massimo i 3/10 di alcuni tributi. Quindi noi siamo invece 60 anni che non applichiamo la nostra Costituzione. Lo Stato italiano, versiamo i nostri tributi allo Stato italiano, che ce li restituisce dopo 7-8 anni, e ce li restituisce sempre di meno rispetto a quelli che abbiamo versato, e lo Stato italiano non ci paga più né continuità territoriale né tantomeno la sanità. Ma vogliamo svegliarci? Vogliamo ancora dormire sui nostri diritti? E voglio dire un attimo anche alla Claudia Zunchedu, che l'ha accennato, che il nostro ministro Cappellacci, che è andato a vendersi parte della Sardegna all'Oman, al re dell'Oman, del Qatar, perché il re dell'Oman ha comprato già tanto, che non si permetta di vendere zone demaniali, che non si permetta di fare questo, perché la legge sul demanio prevede che per 30 anni i terreni demaniali, compresi quelli militari, devono essere destinati agli usi pubblici. E il demanio dello Stato, se non viene sdemanializzato, non può essere venduto, e mi risulta che nessuno possa sdemanializzare il demanio dello Stato italiano, perché qualora il demanio venga sdemanializzato e venduto, lo sapete dove deve andare il ricavato della vendita?
deve andare all'ammortamento dei titoli di Stato e all'abbattimento pertanto del debito pubblico. Invece è successo che abbiano già venduto tanto demanio, soprattutto quello degli enti previdenziali, senza che il ricavato della vendita sia andato al debito pubblico, tant'è che il debito pubblico è cresciuto. Questo non ve lo racconterà mai nessuno, ve lo racconto io che sono un fiscalista, un ex dirigente dell'Intendenza di Finanza di Cagliari. E quindi stiamo attenti, badate bene, perché rivendicare la nostra indipendenza territoriale, economica, sociale e fiscale, che cosa vuol dire? Vuol dire veramente essere una delle regioni europee. Noi possiamo appartenere all'Europa, ma come regione europea, indipendente da quello che è la fiscalità italiana, le imposizioni della legge italiana che ci limitano nei nostri diritti, perché badate bene, noi siamo tutelati da una legge costituzionale e, come vi ho detto, dal Trattato di Roma, per cui se dovessimo andare in giudizio, e ci andremo sicuramente, per rivendicare quei diritti, nessuno ce li potrà portare via. L'Europa ha riconosciuto a Trieste la sua zona franca, i suoi punti franchi, soltanto perché quel diritto ce l'aveva prima del Trattato di Roma. Allora, siccome anche noi ce l'abbiamo prima del Trattato di Roma, così come Trieste ha diritto alle sue zone franche, ce l'abbiamo anche noi. E il nostro diritto è stato confermato nel 98 dalla legge costituzionale, dal decreto legislativo. Ho finito, mando un saluto a tutti quanti e dico a tutti: non molliamo, non scoraggiamoci, andiamo avanti e forza Paris. Grazie alla dottoressa Randaccio.